Marcut e la musse. Aiere une volte une mari che aveva 3 frutti. Queste femmine eiere une vore malade e così un dei frutti aveva sempre restà a casa per fargli mangiare e per via di via. I tocciava sempre ai 2 più grandi, perché Marcut, il più pizzolo, era un po' furculciaf e non poteva infidarsi di lui. Marcut era stufo di lavoro e d'uccidì al ciam e al voleva anche lui sta une volte a casa come che gli altri. No, dicevano i fradis, tu sei buono. La mamma ha bisogno di un buon bru di gialine e ha di sei pettenate, lavate, vestute. Bisogna tirare su da liet e tu non tu sai fa che stis robis. Alle mio che tu vadi stai champs. Soi buon anche io, diceva Marcut. Lasciami provare, manco une volte. E al fu così insistente che i fradis decideri di lasciarlo provare. Marcut, pensando che la mamma fosse stufa di mangiare sempre quel, invece di copà une gialine per far brut, al copà e al mettere a bulite cialderie delle sie in mezzo al cortile une ciavre con tutta la pelle. Col brut al fu pronto, lo portà alla mari, con due cipei che andava in parsore e gli disse «Bef, bef, alle brut di ciavre al ti fas ben, altri che sempre brut di gialine». Poi dopo, stante aveva ansia di lavare e pettenale, al mette a scaldare una grande cialderia di aghe. E quando l'aghe fu bulinte, per sta di manco la lava la mari, la butta dentro le cialderie. Oh scrodi, che pure femmine muri di colpo. Allora Marcut la ciappà e la plattà da urde porte. Corrivare in acciase i fradi se a vedere in duce che il Marcut aveva combinato, le cialderie con le ciavere dentro quette e la mare muarte plattate da urde porte e robis che non lo copin. Poi pensare in su, i derin une par di robe e lo mandarin con la musse fur di ciase. La robe che ieri tocciata a Marcut si cettava sulla mont fur di paese. Marcut con la musse, che ormai ieri so, alle su per fa un po' di lens. E il biel calzava un ramazzo al passare di lì un vieli che gli disse «Ma non tu vedi che tu sei sentata al ramazzo che tu stai staiando?» Marcut, senza spostarsi, al continuasse a. Ma dopo un po', al si città col partiare. «Se non sarai visto tu al dise, cosa rescolare? Sei tu il signor?» «Sì», al dise il vieli. «E allora dimmi, quando morirai io?» «Dopo che la tua musse avrà pedea 3 volte?» «Mi tocce fa svelt», al dise Marcut, «perché che lo fas da spesso?» E per ritardare il momento del muore, al fase di corso un tapon di len e al mette per da ora e musse. Ma la musse sentì non più voi di pedea e con tan sforzo fase saltare il tapon. E al dise Marcut, e al fase subito un tapon non più grande. La musse però si sentì non più e dopo un po' fase saltare che e dosso, al dise Marcut. E co arriva la tiarce, fu mosso in muerte, al dise, e si buttò a partire, senza più muoversi. La musse spieta un toc, e poi, e lei a casa da sole, e i frati salore, all'erano a Cirillo, e colo ciattare, stanca someave proprio di muerte,
lo poiare sunt un ebreo per portarlo io in paese e fare il funerale. La strada però era lunga. Un dei fradis allora al disè di la io paltroi per fare più curte. Ma è fasino con lui, al disè che altri. Al disè allora Marcut, o l'avi sempre io paltroi con ieri viv. Ah sì, a diserini dei fradis. E allora, vai once come che tu sei smuart. Lo ciapparin e lo buttarin io paltroi con tanto di che fuarce che quanche al fuabas, Marcut al morì sul serio.